E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il vostro carissimo Byfra e non siamo, indovinate, di nuovo in compagnia di Gabro Seville. Allora, prima di iniziare volevo dirvi che sono andato un pochino avanti, ma soltanto per capire un po' cosa fare in questo episodio. E però nel frattempo purtroppo, ma bene per me, cioè chi se ne frega, ho trovato dei personaggi in più nuovi che adesso vi faccio vedere. Facciamo sempre slot 2, continuiamo il gioco. Allora, abbiamo trovato, vi faccio vedere. Allora, Phantom Chica va bene lo scorso episodio, ma Balloon Boy e anche Phantom Freddy, come vedete, sti due qua, sti due pirla. Poi ho voluto togliere Foxy, Toy Freddy e Mangle perché comunque non mi interessava più di tanto. Poi chi se ne, cioè, davvero non interessa, no. E ragazzi, Phantom Freddy alla fine l'ho messo nella prima squadra come Balloon Boy e Phantom Chica invece l'ho spostata al secondo. E Freddy, come ho già detto, lo voglio tenere, quindi vediamo già di iniziare. Foxy back in order, che è anche una citazione però al primo gioco di FNAF 1, dove in realtà c'era scritto proprio il contrario. Allora, cosa facciamo? Madonna! Non mi fare far tirare tutte le madonne, per favore. Allora, vediamo. Comunque, se vedete, avevo preso anche dei nuovi aiutanti nella mia squadra. Infatti avete visto che c'era la Vespa e la Morte. E che facciamo? Andiamo nella grotta, vediamo se c'è un modo per passarci. Un modo semplice. Vabbè, passiamo di qua. Ciao piccione. Non tornerò da te per l'amor del cielo. Ok, andiamo nella grotta. Vi giuro ragazzi, allora, speriamo di non trovare già nessuno subito all'inizio. Nel dubbio farò un taglio con il Francesco del futuro, ricordatelo. Madonna! No, non mi fa scassare, levati dalle... No, levati. Via, muori. Ok ragazzi, andiamo dal boss. Eccolo qua. No, ma non so, mi fa schifo. Boss di qualcosa. Cupcake, balloon. Vai, ricordati Gabro Seville di fare il ZDio che dico tutte le mosse in ogni gioco. Ma non soltanto FNAF 2. Comunque mi ha ucciso Freddy sto no. Dai, ho ucciso. Morto. È morto, non l'ho manco visto. Vabbè, Toxic Fight. Cupcake. Vai, vabbè, ma l'abbiamo ucciso. Ah sì, mi sono scordato di dirvi ragazzi che ho aggiunto una mossa, volevo dire un chip, che è molto utile, che ci rigenera la vita. Balloon, ecco qua, ce lo siamo levati. Ora ho una vista migliore. Ce lo siamo levati dalla vista. Vabbè, prendiamo sto chip e ce ne andiamo. Che tanto sarà inutile, però io me lo metto lo stesso forse. Non lo so, no, ma tanto sono uguali. Allora, che facciamo? Non so se toglierlo. Boh. Sì, dai, allora, speed, weak e basta. No, no, io voglio party però. Ci mettiamo party. Allora. Bello, Plush. Ce l'avevo in un vecchio file di gioco. Comunque non ci interessa. Anche questo, chi se ne frega. Andiamo avanti. Anzi, sai che c'è? Adesso è porca di quella. Ok, allora, eccoci qui. Stiamo combattendo contro sta gente, però sinceramente io me ne vorrei scappare, anche perché ci sta distruggendo la squadra. Ci stanno distruggendo la squadra. Abbiamo anche perso Chica. Scappa. Oddio. Ma da chi se ne frega.
Allora, posso tagliare sta parte, ragazzi, sinceramente non ne frega niente a nessuno. Tanto qua i paper pulse, davvero? Ce ne frega qualcosa di sti tipi? No, quindi taglierò questa parte. Ragazzi, se volete saltare questa parte e volete andare ad un minuto un po' più interessante, vi consiglio di andare al minuto, facciamo il 7:30. Minuto 7:30, ricordatevelo ragazzi, c'è un minuto un po' più interessante, andate lì, non ve ne frega niente di questo, 7:30. Allora, è uno spunto interessante. Sapete che possiamo fare adesso ragazzi, ora che butteremo giù, spero, questa roba strana, che sinceramente è psichedelica, più delle code dei ratti che abbiamo visto nel primo episodio, che preferisco non vedere più, però questo per dirvi, ragazzi, io non so cosa fare in questo momento. Allora, penso di poter andare verso il mondo 4. Quindi, che facciamo? Torniamo su, prima battiamo il boss, che sarebbe il pupazzo di neve, non quello che vediamo giù, ma quello che... Senti, pudino, levati. Ok. Allora, stavo dicendo, non questo, ma quello che vediamo su dopo che Fredbear ci avrà parlato, perché Fredbear vuole dirci tutte ste robe strane. Ma non è lui, quello sopra, eccolo lì, quello a destra. Sì, ok, vabbè, c'è un tunnel. Poi, vabbè, ma tanto noi dobbiamo fare un'altra cosa, cioè buggarci contro una roccia e andare nel flip side. Sì, è tipo il multiverso, però non è un multiverso, quindi... bello. Battiamo sto boss. E dai, ok. Allora, cupcake, subito. Pizza Wheels, Gloom Song, Hot Cheese, così già lo indeboliamo. Balloon Bite, Unscrew. Ma tanto... ah, non è effetto. Vabbè, è uguale. Anche perché sarebbe troppo OP buttarlo giù con un colpo. Poi è anche semplice da trovare. Sarebbe troppo semplice. Balloon. Tanto faccio un po' di ASMR. Così a caso. Toxic Bite, Cupcake. No, Water Rose forse ci stava meglio. Poi... Birthday. Non so, no, Rainy Day. Cupcake. Balloons. E dai, oh, ma è la seconda volta che comunque un boss viene buttato giù da Balloon Boy. Ma sai che comunque lo terrei ancora un po' di più, ma giusto un pelettino un po' di più. Allora, andiamo a buggarci. No, non è questo. Ah, ma questo tipo sembra Glamrock Freddy. Non lo so, forse... non lo so cosa ci servirà di sopra. Non ho idea cosa serva, però comunque... è una citazione, dai, per forza lui. Ancora segudini, balloons. Tagliamo questa parte. Allora, se siamo tutti pronti, adesso ce ne andiamo in quel flip side, in quella roccia. E allora, la strada la so comunque perché io sono... vero, non so come si dice in spagnolo, muy fuerte, forse, ma cosa ne so io dello spagnolo. Allora, non è qui. Sì, forse... ho sbagliato strada? No, secondo me è questo alberetto qua. Sì, infatti è questo. Allora, andiamocene su. E ci dovrebbe essere un altro alberetto. Sì, eccolo qua. Siamo tornati su. E prendiamo questa roba strana che non ho idea di che cosa sia. È ancora triste. Ma mi chiedo perché sto robo sia sempre triste. Ma perché è morto, sinceramente, per questo penso. Poi perché è un bambino. Eccoci qua. Finalmente possiamo sbloccare il mondo 4. E non c'è nient'altro da fare. Ho letto tombola per un secondo invece di Toad Mole. Cupcake. Balloons. Gabri, ti occorrerà molto lavoro per questo edit. Andiamocene qua. Fredbear, cosa ci vuole dire?
che me frega. Dai, facci andare. Dai. Withered Freddy. Molto bello. Poi perché c'è la testa come Golden Freddy, però il Withered. Eccolo qua. Freddy nella barchettina. Freddy nella barchettina, ne avevamo bisogno. Ok, ora possiamo andare in quella bella grotta con Glamrock Freddy. Ma io non ho capito, secondo me è davvero lui perché lo trovo più magrolino. Allora, questo qua non è un bug, però quasi nessuno l'ha mai utilizzato. Tu puoi camminare mentre guardi la mappa. Semplice. Andiamo su. Vedete, mi posso anche muovere. Normale. E dove andiamo? Ok, andiamo tutto a sinistra, saliamo su. Speriamo di non incontrare nessuno perché per Bob... di dire, io scappo, non me ne frega niente. Io scappo. Vabbè, lottiamo. Dai, con il mio nuovo animatronics. Ho trovato uno sexy. Ammazzate. Così difficile. Vabbè. Cupcake. Vabbè, utilizziamo questo momento per parlare di qualcosa di più informativo e anche importante. Allora, volevo dire che i video adesso usciranno molto più spesso e cos'altro. Vabbè, porteremo anche nuovi gameplay, magari anche con tutti. Però mobile, perché sinceramente, chi ne ha voglia? A parte che non abbiamo mai una PS5. Facciamo tutti i giochi così. Andate nel nostro canale, facciamo un video a budget basso, anche per soldi, per favore YouTube daccene e continueremo a fare. Ma guarda, ma anche da computer non è male. Magari consigliateci dei giochi nuovi da poter portare, magari interessanti, divertirci o far non venire voglia di cancellare direttamente dal computer. E vabbè, comunque questi qua non hanno ucciso. Meglio così. Dai che dobbiamo andare a battere sto boss. Faccia andare a battere il boss. Sì. Oh, non si è servita a niente Fred. Vediamo che se magari qualcuno... Ah no. Vabbè niente, speravo di trovare qualcosa. C'è un cazzo. Ok, boss. Guardate, anche a te stavolta ti batto. Proprio non ci sono... Non c'è niente da fare. Comunque ragazzi, nel prossimo episodio... Non sto finendo il video. Nel prossimo episodio vi avverto che andrò avanti. Quindi non sarà l'unica volta che io andrò avanti nel gioco per i fatti miei, ma perché adesso faccio tutto su pezzo accelerato, ma troverò qualche animatronics in più. Ora accelero il video perché chi se ne frega di tutta stavolta.
Scusa, vorrei scappare. Perché non mi fa scappare? Perché? 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 Comunque dai, Wither Bonnie, Wither Bonnie. Dov'è? Ok, rieccoci qua. Che ne dite di andare nel flip side? Ti prego, Topo. Muori, muori, Topo. Muori! Così difficile? Cioè, davvero, è così difficile morire per te? Balloons, morto. Fine. Ciao, Topo, ciao. Salutami tutti gli altri topi, tipo Mickey Mouse, Topolino, Topo Gigio e tutti quegli altri topi. Facciamo anche il topo di Ratatouille a sto punto, visto che l'ho citato nello scorso video. Non so perché l'ho tirato fuori. Allora, scendiamo di qui. Se non sbaglio sia questo. Poi vorrei anche capire cos'è quella roba gialla. Non ci ho mai capito niente, ma sarà tipo Fredbear? Io penso sia Fredbear. Perché che altro animatronics puoi trovare in giro? O comunque qualcosa che si muova così di giallo? Fredbear? Dai, per forza. Anche se qua è tutto molto stilizzato. Però non penso, perché comunque dovrebbe essere simile a Freddy. E invece non lo è. E poi qua non ci sono più. Chissà perché. Vabbè. Andiamo. Andiamo. Si è bloccato, non so perché si sia bloccato. Ok, ora si continua a muovere. Ok, passiamo. No, non era tra questi alberi. Era qua, eccolo qua, eccolo qua. Virtua Freddy. Ma scusa, ma non c'è nemmeno. Cioè, non è tra gli animatronics e nemmeno c'è un animatronics segreto. Oh, siamo già nel mondo 5? Sbloccato, così? Cioè, proprio così me lo dici? Vabbè. Andiamo, Fredbear. No, aspetta. Oh, che mi dici? Ma ti prego. Ah, Gloomsong lì. Dico in inglese perché non Toxic Bar. Balloons. Gloomsong. No, dai, Rainy Day. Toxic Balloon. E corriamo via. Oddio. Primo Nightmare. Primo Nightmare. Nightmare Chica. Oh, io potrei anche togliere dalla squadra, ma metterlo di là. Balloon. Phantom Balloon Boy lì. Perché almeno è meglio. E... oh no, Bonnie. Bonnie ce lo leviamo per una volta. Che ce lo tiriamo dietro dall'inizio. Siamo già nel mondo 5, ancora Bonnie, un po' strano. Ok che siamo stati un po' troppo frettolosi, ma tanto c'è da vedere. Vabbè, Pizza Will. Dai, dai, dai. Oh, mi fa fuori tutta la squadra sto qua, Cioè, è imbattibile. Impossibile da buttare giù. Nightmare Chica. Stiamo parlando di uno degli animatronics più forti. Ma almeno una top 20 sicuramente uno dei più forti. Nightmare Chica. Madonna. Dai, Pizza Will, Freddy. Sì. Oh, oh, ok, si è salvato. Si è salvato. Toxic Pie. Che poi era un XP. Sbagliato. Balloons. Dai.
Toxic Bite. Dai, ti devo avere, ti devo avere. No, sì, mi sta togliendo così tanti animatronics. Un song. Cupcake. Presa! Presa! No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Oddio, il primo nightmare. Allora, facciamoci la squadra. No, Freddy no. Prima, chi? Nightmare Chica ci mettiamo sopra. Poi... Chica, Freddy davanti e sotto Balloon coso. Poi che mettiamo davanti? Phantom Freddy, no, Toy Chica, Balloon Boy e Phantom Chica. Ok, aspetta però. Sì, tutto a posto, possiamo andare. Ma prima o poi lo troveremo anche un Withered, non l'abbiamo ancora trovati. Vabbè ragazzi, io direi che in questo episodio abbiamo finito. Anzi, prima parliamo con sto Fredbear. Anzi, no, facciamo che abbiamo finito. Vabbè, per sbaglio sono entrato. Vabbè, a questo punto ci parliamo. Ce lo leviamo. E ragazzi, che dire? Ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!